Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Ben ritrovati a Brescia in tavola, un nuovo appuntamento, non c'è trucco, non c'è inganno. Che c'è? Che c'è? Anche secondo te il nostro pubblico la beve sta cosa? Altezza mesa bellezza. Altezza mesa bellezza. Credete all'apparenza, c'è il trucco, dai man, fa vedere. Assolutamente. Guardate qui sotto, ecco, vedi? Ma sgamata, basta, che fai? Vuoi rimanere lì? No, io sto lì, sto qui perché io... Poi c'è più fresco qua sopra. Stai qui, stai tanto ormai t'ha sgamata, voglio dire, è facile. Vabbè, dai Fede, basta. Partiamo con la ricettina. Questa è una cosa bella impegnativa, a livello diciamo di gestione, di le cotiche con i fagioli. Ingredienti, ovviamente. Cotiche. Bravo, però. Ma che sono le cotiche? Le codeghe. Le maialino. Le persone raffinate, dai. Fagioli borlotti, cotiche ovviamente già pulite, la cipolla, l'olio extravergine di oliva, del sale, della polvere di dado e della passata di pomodoro. Scendi dai da sta cosa. Ma chi no? Io sto qua. Sei bella, ti vedi bella. Siamo carini, vero? Che dici? Pure io? Ti staresti un po' me con un bel capulile insieme con la camicia d'erto. Cioè? Il capul? Sa mio cosa lei il capo? Ma che bontà! Oh signora Bella, ci può aiutare per favore a venirci in soccorso con una parola, il capol. Lei come si chiama, scusi signora? Renata, che cos'è il capol? Il capol è un fiocchetto fiocchetto. Il fiocchetto, però ci sono anche i capulì, che non è la stessa cosa. È l'insalata, è una specie di insalata. Lo vedi Federica, ci volevi depistare, tu ci tiri fuori le parole difficili per mandarci fuori strada. Capulì l'insalata, anch'io l'ho sentita ancora sta qua. Il capol, il fiocchetto. Sì. Ma lei la mangia i capulì? Quando c'era mia mamma sì che a volte diceva che faceva i capulì, sì. Va bene, grazie signora Renata. La ringrazio molto. Federica, a te non ringrazio. Vedi? Mamma mia, che carattere, che atteggiamento. È come se pare un pinguino quando si gira su sta cosa. Non è facile, Vedi il capo, quindi che è il capulì? Il fiocchetto. Il fiocchetto, si potrebbe dare pure l'insalata, i capulì sono così. Va bene, allora cotiche con fagioli. Procedimento. Dobbiamo mettere a bagno la sera prima i nostri fagioli, borlotti secchi. Sì. Vai, non ti preoccupare. E li cuoceremo in acqua salata per circa un'oretta. In un'altra casseruola con acqua salata dovremo far cuocere smoccala d'ardan le cotiche per circa un paio d'ore. Una volta cotte dovremo soffriggere una padella alla nostra cipolla e uniremo le nostre cotiche che avremo precedentemente ovviamente tagliate. Pezzettini. Aggiungeremo anche i borlotti lessi, un cucchiaio di passata di pomodoro, una noce di burro e un bicchiere di brodo, come te. Sì, ma si digerirà sta cosa secondo te? Ma certo, ma noi bresciani digeriamo anche i balocci. Va bene, allora. Saleremo il tutto e cuoceremo per una ventina di minuti e gusteremo le nostre cotiche con i fagioli. Le potrete gustare anche al ristorante Nuovo Inizio in via Conicchio numero 45. Queste cose sono pidocchi, sti cosi. Ma che roba, ma basta. Cose. Alla prossima, ciao, grazie. Buon appetito all'Italia che fa così cosa, ma intanto va. Buon appetito all'Italia com'è. Non so com'è